Grazie ad Alberto, Marino, Giampaolo e Iles, e adesso passerei le parole ai giornalisti se hanno delle domande, altrimenti andiamo a bere un prosecco. Cioè, il prosecco si deve diventare il vino più famoso del mondo ultimamente. Vi ricordo che c'è la DOCG e la prima bottiglia con il bollino di Stato verrà stappata al Vinitaly la prossima settimana alla presenza del Capo dello Stato, quindi miglior battesimo di questo. Prego. Specchia di Libero, buongiorno. Volevo capire un attimo. Libero, no? Sì. Specchi. Governatore, per i decreti attuativi, cioè che tempi avete? Cioè adesso va benissimo, la prima cosa in agenda sono i decreti attuativi, però volevo capire, se ne hai parlato con Bossi e se avete già impostato qualcosa, perché la gente ha effettivamente bisogno di avere subito dei risultati concreti. I tempi dei decreti attuativi, e nel caso ci fosse un blocco, come è successo negli ultimi mesi a Roma, cosa possibilissima conoscendo la politica romana, come vi regolerete da qui, dato che... Beh, abbiamo innanzitutto non la politica dei due forni ma del doppio binario, nel senso che da un lato abbiamo i decreti attuativi e su quelli i tempi ce li abbiamo dal governo, nel senso che oggi abbiamo il decreto attuativo del federalismo demaniale pronti per dire al mondo intero che torniamo a comuni, province e regioni, le spiagge, le caserme, gli immobili di Stato che tornano ai territori e quindi tornano ai legittimi proprietari. E quindi in base a quanto accelererà il governo centrale sui decreti attuativi noi saremo lì ad aspettare ansimanti che vengano emessi per applicarli. Il secondo binario è quello invece della piattaforma negoziale, è quello di dire, premesso che ci fate i decreti, che la filosofia governativa è quella del federalismo fiscale, c'è un'altra forma di federalismo che è quello delle competenze e avere competenze esclusive. Le regioni oggi hanno ad esempio la sanità. Questa è una competenza non concorrente con lo Stato centrale. Noi in Veneto abbiamo dimostrato di saperla gestire questa competenza, a differenza di qualcun altro. Perché non farci gestire, che so, la scuola, l'energia, molte altre competenze? Ma non le butto lì, sarà proprio un gruppo di lavoro che è previsto, fra l'altro, nel nostro programma, che abbiamo voluto tutti assieme anche mettere per iscritto, che si dovrà occupare di redigere questa piattaforma negoziale. Il Veneto si presenterà, io spero, prima dell'estate, già con questa piattaforma negoziale, che sarà comunque presentata con molta chiarezza ai cittadini veneti. I veneti dovranno sapere cosa chiediamo a Roma e dovranno anche sapere cosa Roma risponde al Veneto. Qui non ci sono alibi per nessuno. Noi ci siamo tutti giocati la nostra reputazione, la nostra faccia e la nostra credibilità. Tutte le persone sono qui al tavolo. Per cui non guardiamo in faccia nessuno. Quindi federalismo, federalismo, federalismo. Prego Renzo, ti ho letto nel pensiero. Avevi detto sabato scorso venerdì scorso che a tempi brevi, forse anche a ore dopo l'elezione avresti indicato la giunta. Sì, te lo confermo, nel senso che stiamo lavorando, non dico alacremente perché sarebbe un millantato credito, attendiamo di vedere innanzitutto i consiglieri, perché ancora non abbiamo un parterre che sia super definitivo. Avuti i consiglieri cominciamo a fare dei ragionamenti in base a chi fa cosa o chi potrebbe fare cosa. Questo nel rispetto delle professionalità, delle propensioni alla delega magari che abbiamo a disposizione e nel rispetto di una filosofia che è quella di nominare assessori, salvo eccezioni perché poi mi devo sempre riservare qualche eccezione, che siano consiglieri eletti. Quindi la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità o la totalità della Giunta, sarà espressione di consiglieri eletti. Che non saranno fatti rimettere? Prego, no. Anche perché noi abbiamo scritto nel nostro programma, visto considerato che ce lo siamo scritti noi, non le agenzie di marketing come dice qualcuno, abbiamo scritto nel nostro programma che uno dei primi obiettivi è quello del contenimento della spesa. E la dimissione porterebbe a tutt'altro obiettivo. E questo lo dice un presidente che magari potrebbe avere più interessi a averli esterni che interni. Prego. Sono Filippo del Giornale, volevo tornare sulla cosa dell'autonomia perché vorrei capire bene questa cosa del doppio binario. Cioè da un lato voi aspettate che arrivi il federalismo da Roma, dall'altro lato chiedete, non so, tu hai citato la scuola piuttosto che la formazione eccetera, cioè il Veneto pensa di, per esempio, in materia di scuola, di poter avere una competenza che altre regioni non hanno? Beh, il Veneto crede nella filosofia della geometria variabile.
Il Veneto crede che modelli come quelli catalani piuttosto che bavaresi possano essere tranquillamente commensurati dalla nostra Costituzione. Costituzione, io lo dico spesso, i padri costituenti non erano dei centralisti, ma erano assolutamente dei federalisti, è la gestione della Costituzione che è stata fatta da centralisti. Nella Costituzione ci sono tutti i varchi per poter dare singole autonomie ai territori nazionali. No, perché il profilo giuridico non è quello, noi vogliamo molto di più, avere molte più competenze e riuscire a negoziare con il governo centrale la nostra dose di autonomia che ci aspettiamo e ci meritiamo. Ed è bene che sia così, perché la geometria variabile permette anche, che ad altre regioni, penso ormai all'ex governatore della Calabria che diceva sempre che lui non è interessato a questo e voleva restare legato a doppio filo a Roma. Posso anche dire su questo che comunque con il discorso del referendum sulla devoluzione nel Veneto era passato a maggioranza il fatto che le tre competenze aspettassero direttamente alla regione. C'era la polizia locale, c'era la scuola e c'era la sanità, quindi credo che già questo fosse un segnale del quale dovremmo tener conto. Sì, Veneto e Lombardia fra l'altro furono le uniche due regioni. Sì, ma anche al nord. Prego. Lui nel Corriere del Veneto, Presidente e anche agli alleati. Avete ribadito più e più volte che si parte subito con l'impegno di cambiare statuto e regolamento per dare maggiore snellezza, voto di fiducia, eccetera. C'è un paradosso però in questo, cioè che questo regolamento si cambia con il regolamento attuale, giusto? Allora, detto da uno che ha 10 anni di Consiglio regionale sulle spalle, siete pronti a mettervi l'elmetto e il giubbotto antiproiettile, perché è del tutto ragionevole aspettarsi che chi non ne ha interesse e può usare del regolamento attuale non ve lo faccia cambiare. Cioè, come intendete regolarvi in concreto in questa battaglia che sarà sicuramente campale? Perché bisogna stare lì giornate e nottate. Guarda, noi abbiamo la coscienza che l'opposizione deve essere rispettata fino in fondo. Abbiamo due elementi di confronto che sono il regolamento del Parlamento nazionale e il regolamento del Consiglio europeo, del Parlamento europeo, che sono due regolamenti che lasciano spazio in maniera totalmente democratica all'opposizione, ma lasciano alla maggioranza il ruolo di maggioranza e di governo. Il regolamento del Consiglio regionale del Veneto non lascia spazi. Allora a questo punto noi ne prendiamo atto e ho chiesto ai partiti che mi sostengono e me ne hanno dato formale garanzia che chiederemo ai consiglieri di stare lì pancia a terra, si porteranno i sacchi a pelo, faranno, vi ho detto, come Erpecora che si è portato le acciughe, vivranno dentro il Consiglio regionale, ma noi abbiamo l'obbligo per dignità di dimostrare ai veneti che andiamo a governare. Quindi siamo pronti a tutto, non è una sfida, vorremmo farlo con il sorriso in bocca in maniera molto gandhiana, ma se ci tocca star lì incollati, penso che i consiglieri sono lautamente stipendiati per farlo e portare a casa il risultato.